il Veneto si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo delle Dolomiti, la competizione di sport invernali, ideata dal CONI Veneto, davanti alla formazione del Trentino, edizione invernale dei giochi svoltasi nel comprensorio di Falcade ed Alleghe nel Bellunese. Oltre 400 mini atleti, under 14 e un centinaio di tecnici, accompagnati anche da tantissimi genitori, hanno caratterizzato questa prima edizione dei giochi, che ha coinvolto anche il CONI del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ma la cosa più importante è aver visto un grande evento sportivo come il primo trofeo delle Dolomiti, speriamo che si ripeta anche per il futuro, che ha fatto vedere le bellissime montagne che abbiamo, ma anche questi ragazzi splendidi che si sono confrontati lealmente nello sport sia dello sci che del ghiaccio, si sono divertiti, hanno conosciuto degli amici e vogliono diventare uomini e donne in una grande Italia e solo lo sport questo lo può dare. Quindi chiediamo che queste occasioni ci siano sempre di più, in modo che riempiamo le nostre località splendide turistiche e facciamo vedere che lo sport è un veicolo molto importante anche per il turismo delle nostre vallate. Le due comunità di Falcade ed Alleghe hanno ospitato un grande movimento sportivo che per 3 giorni ha polarizzato l'attenzione nelle discipline dell'hockey e del pattinaggio artistico, disputatesi al Palaghiaccio di Alleghe, e nello sci di fondo e lo sci alpino nelle piste del Passo San Pellegrino e negli impianti di Falcade. Una 3 giorni quanto mai rigida che ha preso avvio con la sfilata degli atleti e dirigenti partecipanti a questa prima edizione del Trofeo delle Dolomiti con le fiaccole olimpiche, partendo dalle piste di sci per raggiungere poi il municipio di Falcade, dove si sono aperti i giochi con l'inno di Mameli e l'accensione del tripode olimpico, alla presenza delle massime autorità locali, dei dirigenti del CONI nazionale e delle delegazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano. Primo trofeo delle Dolomiti, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trento e Bolzano, non è poco. No, è molto, direi, è molto. E questo fatto di questo trofeo, diciamo, nell'arco di questa parte dell'arco alpino è molto importante e ripeto sarà un primo passo per allargare il discorso poi non soltanto all'intero arco alpino ma molto presto in futuro a tutte le zone montane italiane, ivi compresi gli Appennini. Sarà un evento come si fa d'estate il trofeo delle regioni del CONI, il trofeo CONI, lo faremo anche il trofeo CONI invernale e ne è un ben segnale. Trofeo delle Dolomiti che ha unito gli under 14 e i loro dirigenti, anche sotto il segno della solidarietà sportiva, con lo slogan Piantiamoli, con una sottoscrizione per acquistare nuovi alberi da piantare nelle 2 località di Alleghe e Falcade, gravemente colpite dal maltempo di novembre dove sono cadute 40.000 piante, lanciando un segno tangibile di solidarietà sportiva, lanciata dal CONI Veneto. 3 giorni che si sono conclusi con la cerimonia di premiazione dei vincitori delle singole sfide sulla neve e sul ghiaccio, davanti al Palaghiaccio di Alleghe, alla presenza delle tantissime autorità sportive della FISI e dei 2 sindaci dei comuni organizzatori. Con la consegna del trofeo ai vincitori ha concluso la coinvolgente 3 giorni del Trofeo delle Dolomiti, dove ha trionfato lo sport e la solidarietà. Sì, noi siamo partiti con questo messaggio di raccolta fondi per dare alle località di Falcade e Alleghe delle risorse per piantare alberi, perché sappiamo cosa è avvenuto in ottobre, una grande disgrazia ecologica, perché quello che ha colpito di più sono stati i boschi, e quindi i boschi è una salvaguardia delle slavine e di molte cose e noi vorremmo dare queste raccolte di fondi proprio per piantare alberi. Dovevamo chiuderla in questa occasione, invece lasciamo aperta alla bontà degli sportivi che ci vogliono dare una mano questa raccolta di fondi fino al 31 gennaio. Trento, Bolzano, Friuli, Venezia Giulia e Veneto hanno ideato questa bella prima manifestazione, un bilancio di questa realtà. Ma senz'altro il bilancio è più che positivo, sono stati un sacco di ragazzi che si sono conosciuti, si sono divertiti, hanno fatto sport, l'hanno fatto in una maniera bella, con una sana dose di agonismo e direi che è un'esperienza da proseguire. Senz'altro un altro anno riusciremo a riorganizzarlo proprio perché è stata un'idea vincente.